Il parcheggio della Mora, che si trova all'altezza di Murazia Sottomarina riservato ai residenti, continua ad essere preda di turisti indisciplinati o troppo pigri per cercare un posto più adeguato. I residenti si lamentano, vengono loro sottratti indebitamente posti auto a cui hanno diritto, ma spesso e volentieri le auto vengono anche danneggiate da vetture che sono costrette a fare mille manovre per potersi districare dal posto occupato in cui vengono letteralmente imbottigliate. I residenti implorano un intervento da parte della polizia locale che sia almeno un deterrente per le domeniche a venire. Il parcheggio Unione non è inusuale che abbia qualche posto libero nonostante in questo ci sia il caos. Purtroppo, seppur vicino ai centri abitati sia di Chioggia che di Sottomarina, si trova ora distante dalla meta più ambita, che sono le spiagge. Bisognerebbe quindi agevolare i turisti che decidono di parcheggiare distante dalle spiagge in modo da fargliele raggiungere in maniera più agevole. In ogni caso, chi ha diritto al posto auto non ritiene sia corretto gli venga sottratto da chi di diritto non può vantarne alcuno. Si augura che prima o poi ci sia abbastanza personale all'interno della polizia locale da dedicare per un paio d'ore un paio di agenti al Parco della Mora per controllare l'ingestibilità della situazione.